Ecco intanto che ci sono delle evasioni dal gruppo. Questo è Perletto. Caversazzi e Perletto sono riusciti a evadere. Evidentemente Bergamo e Michelotto sono stati ripresi proprio nell'attimo dello stacco e Caversazzi e Perletto hanno tentato di uscire, ma alle loro spalle si è subito formato un gruppetto. Ormai dovrebbe apparire il cartello indicante l'ultimo chilometro. C'è anche Van Steyen e Spann. Ecco, questo è Spann, l'elvetico di cui vi avevo parlato prima. C'è anche Paolini, eccolo qua Paolini. Paolini scatta, in seconda posizione c'è lo svizzero Spann. Ecco Caversazzi, Perletto e Van Steyen, Ludo Van Steyen. Ecco Spann, Eric Spann, è un che appunto si concludeva su un terreno a lui particolarmente congeniale. Paolini in prima posizione. Ma ecco De Vlaming, il vincitore della Parigi-Roubaix. È riuscito a sganciarsi De Vlaming, abborda da acrobata questa curva. Eccoli ormai in vista dello stadio nell'ordine Roger De Vlaming, che ha sorpassato a doppia velocità Paolini e Spann. Eccoli ormai nella curva che immette sulla pista in terra battuta. 100 metri, ovvero la distanza intercorrente dall'ingresso alla linea del traguardo, e poi un giro completo. C'è De Vlaming, poi Paolini, Spann, Caversazzi, Van Steyen, Perletto, Motta, Poggiali, Sverts, Di Tossi nelle prime posizioni. Poi tutto il gruppo sgranato. Al centro c'è Fuente, ora con ogni probabilità. Ecco che De Vlaming ha già abbordato l'ultima curva. Ecco Roger De Vlaming che conquista la sua prima vittoria al giro. Per il secondo posto Paolini, terzo è Spann, poi Caversazzi, Van Steyen, Motta, Sverts, Poggiali, Di Tossi, Perletto, Cumino, Dancelli, Gimondi, Ritter che alza il braccio, poi ecco Merckx, ecco Tosello, Boifava, Lopez Caril, Michelotto, Benfatto, Urbani, Pintens, Cavalcanti, Galdo, Sanni, Ziglioli, Lasa, Fuente, poi Lanzafame, Sproet,